Questa settimana siamo a Canda, 820 abitanti, un altro di quei piccolissimi paesi della provincia di Rovigo e in particolar modo dell'Alto Polesine. Abbiamo intervistato un po' di persone, tra l'altro abbiamo trovato anche un giorno di lavoro quasi solo pensionati, però ci fa specie che ci sono delle attività e delle associazioni talmente attive, una compagnia teatrale, un gruppo Agesci dinamico, una Proloco veramente agguerrita e un sindaco molto giovane, quindi vuol dire che la qualità della vita, nonostante la piccola dimensione di questa città, è abbastanza sentita, importante e gradita da tutti i cittadini. Andiamo a conoscere quindi Canda, provincia di Rovigo, Alto Polesine. Con il sindaco di Canda, Simone Ghirelli, certo, giovanissimo, fa parte di quella schiera di sindaci molto giovane nell'Alto Polesine, è una città di 820 abitanti, quindi molto piccola, e quindi la prima domanda: cosa vuol dire fare il sindaco per una città così piccola e perché ha deciso di fare il sindaco un giovane così giovane? Certo. Bene, grazie innanzitutto dell'opportunità. Allora sicuramente Canda è un paese piccolo, un paese che però tutto sommato ha delle buone attività ancora presenti, è un paese ancora vivo, dove c'è una forte presenza del volontariato soprattutto, ed è un paese dove si possono creare delle buone opportunità anche per il futuro, ed è per questo che appunto ho deciso di candidarmi insieme alla mia squadra, insieme alle altre persone che hanno deciso con me di sostenermi in questo percorso per il futuro. Noi abbiamo puntato su una squadra giovane, una squadra guidata appunto da uno dei sindaci più giovani della provincia, una squadra giovane che ha una media di 30 anni, quindi condividiamo valori, idee e anche un'amicizia profonda con molti di loro, e ci mettiamo in gioco proprio per credere che ci possa essere un futuro anche per queste piccole comunità come Canda, un paese di 820 abitanti. Ecco, Rovigo ha 50 comuni, diciamo che la media è over 50 dei sindaci. Sì. Voi, così giovani, avete difficoltà a confrontarvi oppure non c'è un po' una divisione proprio tra la vecchia generazione e voi? No, devo dire che ci troviamo abbastanza bene. Nelle riunioni che ci troviamo, devo dire che ovviamente tra noi più giovani riusciamo a fare fronte comune, riusciamo a trovarci sicuramente a dialogare in modo più diretto, più semplice. Però io devo dire che in questo anno e mezzo ho trovato dei buoni rapporti con tutti i colleghi, soprattutto qui della zona, dei paesi più vicini, più limitrofi. Abbiamo dialogo con tutti, perché ci deve accomunare chiaramente quello che è l'orizzonte comune, che deve essere dare dei buoni propositi e delle buone politiche per il nostro paese, per il nostro territorio nel suo complesso. Come si stava a Canda qua? Posso far vedere che bel gruppo comunque, eh? Guarda qua, più pensionati o più persone che lavorano qua? No, sono pensionati, perché mia tutta sta libertà di selezione qua. Non che ti scherzo, fondamentalmente. Cioè qua, sta bene o manca qualcosa? Manca tanto. Manca l'auge. A fine mese manca. Quello sì. Vedi, quello è. Quello è vero, ma non solo agli pensionati. Soprattutto qua del Veneto, soprattutto qua nella provincia di Rovigo. L'ultima domanda, che dopo vi lascio stare. Ma siete più vicini a Rovigo come mentalità o a Ferrara o Verona o Padova? Cioè, riconoscete Rovigo come il vostro punto di riferimento, come la vostra provincia? Sì, perché se nati qua non è che abbiamo più varie opzioni da scelta. Se nati qua, se restiamo qua, non ci sono alternative. Può darsi, quando cagare il fondo crematorio andremo in provincia di Ferrari. A Copparo. Sì, a Copparo. Lì vi sentite più vicino a Copparo, a Ferrara. Aggiungiamo qualcosa di positivo su Canda. Quindi abbiamo detto in generale qualche problema per i pensionati, ma su Canda come si sta? Fondamentalmente bene, dai. Alla mattina c'è qualcuno, al pomeriggio nessuno. Sai che però io ho trovato un gruppo che fanno le commedie, che sono bravi. Sì. La Proloco che c'ha la festa del gnocco che è forte. Sì. Quindi dai, scavando non si sta male. Canda è uno dei paesi più tranquilli della provincia. Ecco, visto che sono riuscito a scavarvi qualcosa di positivo. Hai parlato di grosse prospettive che potrebbe avere la sua città. Certo. Effettivamente un po' con la Transpolesana, che non è molto lontana, con tutte le varie industrie che si sono insediate. Per contro c'è una svendita degli immobili in molti di queste parti del territorio. Voi riuscite a bloccare questa emorragia?
Noi abbiamo purtroppo, siamo un paese dove, devo dire, le nostre case, diciamo che ci sono praticamente andate tutte a ruba. Abbiamo tante richieste di affitti brevi, soprattutto visto anche la presenza qui della logistica poco vicino, poco distante di Castelguglielmo, San Bellino, appunto con Amazon, poi lo sviluppo che sta sviluppando. Qui abbiamo bisogno soprattutto di affitti brevi soprattutto, e di cui c'è diversa richiesta. A livello di casa abbiamo tante case anche rurali un po' abbandonate a se stesso, come diceva, che purtroppo comunque vengono spesso, diciamo così, poi cedute o vendute verso persone magari provenienti dall'immigrazione, e che comunque, devo dire, sono sempre ben integrati all'interno di questo paese. Cerchiamo di mettere in atto una serie di provvedimenti, di attività per sostenere anche l'integrazione, e devo dire che c'è un tessuto di persone appunto immigrate, soprattutto abbiamo molti provenienti dal Marocco principalmente qui in questo paese, che rappresenta una comunità comunque abbastanza integrata, una comunità che non crea problemi, disordini di nessuna natura, e quindi sinceramente c'è un buon dialogo, un buon confronto. È evidente che stiamo come amministrazione puntando anche noi verso uno sviluppo industriale, stiamo portando avanti un processo di conversione industriale nell'area dove c'è già una zona artigianale, stiamo cercando di ampliarla, siamo in fase con la regione di Vas sostanzialmente, sì. E quindi procederemo insomma nei prossimi mesi, prossimi anni, insomma, a procedere verso questo sviluppo, collegando tutto quello che è nato con San Bellino, Castelguglielmo, arrivando fino a Canda. Questo è il nostro obiettivo, è un percorso già iniziato con la precedente amministrazione, di cui io comunque ho fatto parte come consigliere per scorsi 5 anni, e che adesso stiamo cercando di portare avanti. Parallelamente a questo avvieremo a breve una variante proprio per le zone residenziali, perché il paese ha bisogno di nuove abitazioni. Secondo lei ha senso avere due paesini così piccoli che potrebbero fare un corpo unico? Sicuramente sì. Io abitavo a Rovigo e sono nato a Rignano Polesine e ho sempre desiderato tornare in un paese. Quindi dice che va bene anche se sono così piccoli e divise? Dal mio punto di vista sì, anzi io credo anche per quanto riguarda i bambini, forse una comunità un po' più raccolta, diciamo, ha la possibilità di come dire, avere dei valori che magari in ambienti molto più bassi sono molto espressivi. 70 anni che abito qua. E non cambierebbe? O cambierebbe qualcosa? Sì, si cambierebbe qualcosa perché non è più come una volta. Purtroppo. Cosa cambierebbe in particolare? Cambierebbe la gente perché non è più un rapporto come c'era una volta di amicizia, adesso tutti. Ecco. Era prima, dopo, anche come altre cose, mangiare, non è che niente qua. Quindi mancano servizi, manca il ristorante, manca... Sì, era lì in fondo, i portici, dentro per là. Questa aveva 150 persone dentro per qui. Adesso è chiuso. Più niente, uno là, 1,5 chilometri per qua, ma sulla strada andare verso Badia. Ma dopo tutto, di notte, era acque buone, pesci che non era a puoi andare così con la mano. Era tutto carpe, anguille, di tutto, io sempre pescare. Quindi un po' amareggiato. Altro che? Demograficamente siete in aumento? O... Allora, diciamo, io è da 1 anno e mezzo insomma che sono qui, e allora c'è stato un calo nel corso degli ultimi anni abbastanza importante, perché la popolazione mediamente è anziana, ci sono giovani, però chiaramente non sono abbastanza per compensare anche questa fascia d'età. Abbiamo avuto in questo anno, siamo stati praticamente stabili, 1 anno e mezzo stabili, sono stati diversi nuovi ingressi, magari soprattutto anche per magari mesi, per questi affitti, come dicevo, appunto brevi, e quindi stiamo tenendo una stabilità. È ovvio che l'obiettivo è quello di invertire la rotta, e stiamo cercando di intervenire creando servizi, creando un paese che sia vivibile, che sia tranquillo, ma che abbia dei buoni servizi adeguati per una buona qualità della vita. Devo dire che non è detto che per forza
il grande sia meglio del piccolo. Vivere nei piccoli paesi come questi, ma dove ci sono comunque tutti i servizi, tutte le attività, abbiamo le poste, abbiamo le varie attività commerciali, le nostre associazioni creano sempre eventi, ogni weekend ci sono sempre attività in paese. Abbiamo fatto, soprattutto durante l'estate, quest'anno poi abbiamo avuto come primo anno di amministrazione, grazie anche al progetto Borghi Fluviale, abbiamo portato a Canda più di 2000 persone in un weekend, perché abbiamo avuto insomma Voglio negli anni 90, Baruta è venuto, insomma anche nomi di spicco. Ecco, lavorare anche sul turismo legato al spettacolo, legato appunto al turismo fluviale che abbiamo il Canal Bianco qui vicino. Questo può aiutare sicuramente a dare l'idea di un paese che è vivo e che in qualche modo si può vivere, si può stare bene, si può stare assolutamente anche prospettare una propria vita all'interno di questo piccolo paese. Il progetto dei borghi fluviali tra Adige e il Po è rivolto verso i piccoli centri ricchi di storia e natura, immersi nel paesaggio rurale del Polesine e affacciati sulle principali vie d'acqua. Il comune capofila è Frattapolesine, in tutto sono 18 comuni, e Canda è il borgo fluviale che conserva architetture e memorie che affiorano tra acqua e terra. Dalle chiese ricche di storia alla villa Nani Mocenigo, capolavoro dell'età veneta, il piccolo paese racconta una bellezza segnata dal tempo e dalla tradizione. Ecco, IPA, ZAS, GAL potrebbero essere una soluzione anche per risolvere il problema effettivamente del poco numero e quindi di dare più servizi. Sicuramente questo, una rete di connessioni in qualche modo con altri enti, con altri comuni, sicuramente è fondamentale. Già noi collaboriamo con altri comuni, abbiamo messo in atto, anche se magari per brevi periodi, delle convenzioni per gestire anche alcuni servizi. Stiamo lavorando sempre bene con i comuni, soprattutto come dicevo qui limitrofi, con cui ho instaurato un buonissimo rapporto, nonostante anche la differenza magari di età. Con il GAL ci dà un supporto fondamentale. Noi abbiamo avuto subito, per dire, abbiamo toccato con mano subito questo contributo, perché l'anno scorso abbiamo, dopo 5-6 mesi dal mio ingresso come sindaco, abbiamo subito partecipato a un bando messo a disposizione proprio per gli enti locali, che abbiamo tra l'altro vinto, e è stato finanziato 120.000 euro, con cui fare importanti attività per il sociale, per il nostro centro diurno che è qui presente, che è una bellissima realtà del nostro territorio, e quindi ecco, sono fondamentali per raccogliere finanziamenti, per cercare di ottimizzare anche i servizi che ci possono essere. Ecco, la vocazione è più agricola, penso, della Sì. sua città. Adesso magari può cambiare visto la logistica qua vicino. Sì. Quindi cos'è che potrebbe mancare a un giovane perché invogliarlo a rimanere qua? Delle scuole professionali o altre cose? Allora, io dico sempre una cosa: Canda ha una posizione vantaggiosa perché è vicina in qualche modo a quelli che sono alcuni altri paesi che hanno servizi che magari Canda non ha. Canda è da tantissimi anni che non ha ad esempio le scuole, questo è un problema. Abbiamo una bellissima scuola dell'infanzia che ha avuto bello sviluppo, soprattutto anche negli ultimi anni, è stata una bella crescita, di cui anche noi amministrazione sosteniamo assolutamente con una nuova convenzione rinnovata, con contributi annuali. Abbiamo un centro diurno che sostiene ovviamente le figure con disabilità, però non ci mancano le scuole. Però nonostante queste abbiamo Casteguglielmo, che è il nostro plesso di riferimento, che è a 3 km e di cui offriamo tra l'altro un servizio di trasporto come comune, nonostante noi non abbiamo le scuole, ma noi col nostro pulmino portiamo i ragazzi che abitano nel nostro comune verso le scuole di Casteguglielmo, elementari e medie. Dopodiché, a poche distanze da noi c'è Badie Polesine, che comunque è un plesso a livello scolastico anche di istruzione superiore molto importante, ed è a 5 minuti di qua, o comunque è ben collegata con Rovigo. Quindi da un certo punto di vista si può sicuramente sviluppare anche un'idea di famiglia, perché comunque i collegamenti sono buoni. Siamo vicini comunque all'ospedale di Trecenta, ci sono i servizi attorno, non mancano. Siamo collegati con la Traspolesana, in 40 minuti siamo a Verona, in 20 minuti siamo a Rovigo, quindi devo dire che non siamo isolati. Questo, ecco, deve essere un punto di forza secondo me del nostro paese rispetto ad altri magari paesi più dispersi, mettiamo nella provincia di Rovigo, no? Questo ci potrebbe aiutare. Nel complesso del genere umano noi siamo nelle zone più favorite, più vantaggiate del pianeta. Dobbiamo considerarci fortunati.
fortunati di essere nati nel Veneto, fortunati di aver avuto per me 80 anni di pace, di tranquillità. Comunque abbiamo, sa cosa, abbiamo dei brave persone che nel poco riescono a ricavare tanto. Come sta lei a Canda? Benissimo. È nato qua? Intanto si parcheggia bene. Questo lo facciamo vedere. A Seppola? No, va bene. A Seppola sa la macchina verde perché finalmente adesso non è mai successo niente, però insomma. Lei dice che abitare in paesi così piccoli dove ci si conosce tutti è un valore aggiunto, star bene, cioè che non ci sono preoccupazioni. Ma sicuro, certamente. Lei non cambierebbe, nonostante la piccola dimensione, pochi abitanti? No. Oddio, e dopo, quando ti si in pochi è anche più facile la critica, è anche più facile. Però insomma, dai, tutto sommato. Tra le cose che abbiamo riscontrato in questo nostro giro, la mancanza di identità della nostra provincia, perché purtroppo, essendo anche la sua conformazione, si è molto vicini in certe zone a Mantova e Ferrara, in altre a Chioggia o altro. Voi vedete e considerate il ruolo di capoluogo Rovigo, oppure un pochino siete proiettati, non so, verso Verona, visto che siete abbastanza vicini? No, il nostro territorio, il nostro paese comunque vede in Rovigo comunque un punto di riferimento. Noi siamo un po' al centro, siamo vicini comunque a Rovigo, e Rovigo per noi è un punto di riferimento. È ovvio che, come sempre, scontiamo anni e anni, insomma, in cui la provincia o comunque Rovigo è sempre stato messo ai margini anche delle scelte politiche della nostra regione, a livello regionale, mettiamo. E credo che però, insomma, Rovigo abbia, e la provincia in generale, abbia delle potenzialità di sviluppo importanti, se ne stanno già avendo in qualche modo in questo periodo. Ovvio che io non mi rassegnerò mai a vedere una provincia di Rovigo, come sta in qualche caso avvenendo, tappezzata di pannelli fotovoltaici, tappezzata perché stiamo diventando, io lo vedo anche nel mio territorio, c'è una continua richiesta, visto questi grandi terreni a disposizione, di installazione, biometano. Questo non deve diventare la provincia di Rovigo un po' quella che è sempre la categoria inferiore rispetto a quello che è le altre province del Veneto. Rovigo comunque può giocare un ruolo, vedo che c'è un attivismo importante nell'ultimo periodo e spero che insomma si vada avanti su questa strada, si possa anzi migliorare. Ecco, sindaci a presidio del fatto che non vengano svenduti il nostro territorio, vede lo stesso interesse anche negli altri suoi colleghi? Sì, io vedo sì che c'è una sensibilità maggiore, c'è una sensibilità nuova nei confronti appunto anche di queste nuove installazioni, di questa svendita anche del nostro territorio. Una bella realtà a Canda è la compagnia teatrale Ruscoletti. Chiediamo alla regista ed autrice della compagnia, Manuela Tavian, il progetto di questa compagnia. Allora, intanto quest'anno festeggia i 20 anni di vita e di attività ininterrotta. Dopodiché i Ruscoletti negli anni hanno sempre fatto tante cose. La nostra specialità, diciamo così, è la commedia brillante, dialettale, con inserti anche in italiano. Tuttavia ci siamo dedicati anche a rappresentazioni sacre, a lavori un po' più seri, per cui ecco, diciamo che abbiamo spaziato un po' dappertutto. Soprattutto abbiamo dedicato grande spazio al recupero delle leggende del territorio, partecipando da un lato sempre al Festival regionale dei misteri, quello della regione Veneto e dell'Umpli, sì, e dall'altro recuperando proprio e mettendo per iscritto le leggende del territorio, non solo di Canda ma anche di San Bellino, di Salvaterra, di Castel Guglielmo, di Pincara. E ultimamente un lavoro nostro che va molto bene è proprio le fole del Filò, quindi proprio questo recupero che ci ha portato a studiarci anche un po' quello che era il patrimonio delle storie contadine, delle fole, dei personaggi anche magici, quell'immaginario collettivo che animava quelli che erano i centri culturali di un tempo, ovvero le stalle. Erano dei piccoli centri culturali dove si stava un po' al caldo e dove ci si faceva compagnia. Ultima domanda, che è la domanda che facciamo a tutti i sindaci: fra 10 anni lei come vede Canda? Ma io a 13 anni vedo una Canda sicuramente cresciuta a livello demografico, questo è il mio primo obiettivo.
un paese che sia capace di collaborare ed essere protagonista con gli altri paesi della limitrofi. Io sono contrario, l'ho sempre detto anche in campagna elettorale, alle fusioni. Fusioni a freddo così non portano niente, e ognuno deve mantenere in qualche modo la sua identità anche nel suo piccolo, garantendo servizi, cercando piuttosto di ottimizzare la gestione dei servizi insieme ad altri paesi, ma ognuno deve avere il suo punto di riferimento, perché qui nei piccoli paesi, nei paesi, il sindaco deve essere presente, deve avere la capacità di intercettare la popolazione, delle richieste della popolazione, è il sindaco, c'è poco, e quindi avere una nostra identità, avere la capacità di crescere, di svilupparsi, offrendo sempre maggiori servizi, magari con uno sviluppo nel frattempo industriale di qualità che si sia sviluppato nel corso di questi 10 anni, e vedere un paese dove ci siano famiglie, dove ci sia possibilità di crescita futura, e dove vedere magari anche crescere, insomma, le nostre famiglie. Grazie Sindaco. Grazie a lei.